Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Forse non si è mai scritto e letto come adesso, sms, mail, blog, eppure per quanto riguarda i libri l'Italia sembra restare il fanalino di coda dei paesi occidentali. Di questo parleremo con Giovanni Solimine, che ha da poco pubblicato il libro L'italiano che non legge. Ascoltiamolo in questa intervista. Professor Solimine, è uscito il suo nuovo libro L'Italia che legge. Di che cosa si tratta? Sì, è un libro che prova ad analizzare il fenomeno della lettura in Italia da tutti i punti di vista. Innanzitutto evidenziando il fatto che in Italia si legge poco, ma anche le differenze che ci sono tra le diverse fasce d'età, le diverse aree geografiche e il fenomeno che è molto complesso, così come è complesso anche il rapporto tra la lettura e gli altri consumi culturali. C'è una forte integrazione tra la lettura e uso di altri mezzi di comunicazione, anzi la vera differenza è tra chi non fa nulla o fa molto poco, magari sta in casa a guardare la televisione, e chi invece fa una vita culturalmente e anche socialmente attiva. I lettori forti, per esempio, vanno al cinema più della media degli italiani, partecipano a mostre, concerti, eccetera. Quindi, ecco, da questo punto di vista provo a analizzare questi fenomeni, sfatare anche qualche luogo comune e cercare di capire in che direzione si può lavorare per provare ad allargare le basi sociali della lettura. Ecco, secondo lei perché si legge così poco in Italia? Ma sicuramente c'è una relazione tra il tasso di scolarità e la lettura. In Italia il fatto che il numero di diplomati e laureati sia ancora molto più basso che in altri paesi europei sicuramente incide molto. Poi non c'è una tradizione di lettura, così come non c'è una presenza di librerie e biblioteche in tanti comuni, non soltanto piccoli, a volte anche di media grandezza, e quindi tante persone non hanno occasioni per incontrare i libri sul proprio cammino. Bisognerebbe far diventare questa attività, questa pratica, un gesto più naturale. Sicuramente funziona molto e funzionerebbe molto un'attività di promozione fatta anche al di fuori della scuola, fatta per esempio nei primissimi anni di vita all'interno della famiglia, in casa, se i genitori leggessero libri ai bambini anche appena nati. I dati ci dicono che chi si accosta alla lettura negli anni della primissima infanzia poi conserva questo rapporto con il libro e con la lettura. Ecco, per quanto riguarda i giovani, il rapporto tra giovani e lettura com'è in Italia? I giovani leggono molto di più degli adulti e molto di più dei giovani delle generazioni precedenti. Noi abbiamo la sensazione che i giovani non leggano perché li vediamo fare molte altre cose, lavorare al computer, ascoltare musica, chattare, usare il telefonino per fare tante cose, non più soltanto per telefonare. E questa ci dà un'immagine distorta, nel senso che i giovani dobbiamo renderci conto che fanno tante cose e tante cose contemporaneamente. È sicuramente diverso il rapporto che loro hanno con la lettura, però è comunque un rapporto molto forte. In particolare nella fascia d'età tra gli 11 e i 14 anni la percentuale di lettori tra i giovani è di 20 punti più forte che nella media degli italiani. Ecco, l'avvento di Internet quanto ha influito nella lettura degli italiani? Ma Internet sicuramente ha spostato alcune attività, per esempio più legate allo studio, alla ricerca scolastica negli anni delle scuole medie e così via, però sulla lettura non ha avuto un effetto negativo, perché comunque il tasso di lettura è cresciuto, anche se di poco, in questi anni, quindi non bisogna pensare che Internet abbia un effetto sostituzione rispetto alla lettura. Ma quanto leggono e cosa leggono gli studenti della Cattolica? Scopriamolo in questa mini inchiesta.
Qual è l'ultimo libro che hai letto? Quale libro ho letto? Non mi ricordo il titolo, è stato un po' di anni fa. L'ombra del vento di Zafon. No, non è vero, la Divina Commedia. La ragazza con l'orecchino di perla. Il cimitero di Praga di Umberto Eco. Vedi di non morire di Jos Buzzell. L'ultimo libro che ho letto, adesso sto leggendo I demoni di Dostoevskij e in precedenza ho letto Il maestro e Margherita di Bulgakov. Di solito acquisti libri o li noleggi in biblioteca? Di solito li acquisto autonomamente. No, non è già in biblioteca perché i libri costano tanto, purtroppo, almeno 20 euro non si hanno sempre, quindi meglio sfruttare le possibilità di non pagare. Ogni tanto li acquisto, ogni tanto me li faccio prestare, oppure quando capita li noleggio, però in genere o li acquisto o me li faccio prestare. Preferisco prenderli in biblioteca perché comunque è un servizio utile che è pubblico a disposizione, perché non approfittarne. Secondo te perché i ragazzi ultimamente leggono molto di meno che in passato? Penso che o non si informano abbastanza o pensano che comunque sia una cosa troppo faticosa e che aumenti l'impegno. Ma perché al giorno d'oggi hanno di fronte tante altre, magari, non lo so, opportunità molto più immediate, tipo il computer, così, e quindi comunque leggere costa fatica, costa sacrificio, costa tempo e preferiscono qualcosa di più immediato invece che star lì a riflettere e dover giorno per giorno costruire e maturare altro. Anche perché ci sono pochi modelli che ci propongono di fare questo. Internet è troppo ingombrante, diciamo, per i libri. Ma cosa c'è in gioco nel conflitto che si sta svolgendo in Libia? Una guerra per difendere i diritti umani oppure interessi economici? Lo abbiamo chiesto a Giacomo Goldon, docente di geopolitica. Il popolo libico esige libertà e diritti, rifiuta Gheddafi e chiede l'aiuto internazionale per sconfiggere il leader. Ma che importanza ha questa guerra per i popoli occidentali? È maggiore l'interesse economico o quello umanitario? Ascoltiamo l'opinione del professor Giacomo Goldcorn Cimetta, docente di geopolitica presso il nostro Ateneo. Le va di spiegarci che cosa sta succedendo in Libia? In Libia sta succedendo che un gruppo di cosiddetti rivoltosi che hanno avuto origine e provengono dalla città di Bengasi nell'est del paese hanno deciso di armarsi e di andare contro il regime di Gheddafi che da oltre 40 anni governa il paese. L'intervento dei paesi occidentali in Libia è più dovuto secondo lei a interessi economici o un interessamento per il popolo libico? Indubbiamente per interessi economici, soprattutto per i paesi come l'Italia, che ha nella Libia uno dei maggiori paesi da cui ottiene l'energia, il petrolio in particolare, e della Francia, che è il secondo paese che importa petrolio dalla Libia. Quindi sono questioni economiche fondamentali. Però non è vero che sono solo ed esclusivamente queste, la politica è molto complessa e spesso ci sono anche motivi di carattere ideologico, umanitario, per cui un dittatore che è al potere da oltre 40 anni, che reprime il proprio popolo, che incarcera gli oppositori, eccetera, non è sicuramente ai vertici delle preferenze delle cancellerie di mezzo mondo. L'Italia ha imprese importanti sul territorio libico come Eni e Finmeccanica. Questa guerra finirà per colpire la nostra economia? Indubbiamente è fondamentale che la guerra in Libia finisca il prima possibile per riprendere l'approvvigionamento petrolifero costante e solido e soprattutto perché gli investimenti italiani in Libia erano e dovranno essere nel futuro molto consistenti, per cui è fondamentale che si trovi un accordo quanto prima possibile per far ripartire l'economia e perché le conseguenze per l'economia italiana non siano eccessive. Le insurrezioni in Libia preoccupano gli studenti della Cattolica? Sentiamo il loro parere su questa guerra.
secondo me qualsiasi guerra ha come base un interesse economico. Alla fine cercano di farla passare come una guerra dove cercano di portare pace e democrazia, ma alla fine l'interesse è economico, perché cercano di, secondo me, di portare via il petrolio, che alla fine è la base di tutto, al popolo libico e diciamo che è rappresentato nella figura di Gheddafi. Dal punto di vista bellico credo che Gheddafi ormai, anche con le forze che gli rimangono, non credo che possa fare una vera minaccia, diciamo, per l'Occidente. Anche per questa puntata è tutto, noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.